Quinta corsa, premio Spritterelle, anche seconda tris, sono 4 anni, ben 14, 1 Zaire delle Selve, 2 Zeudi, 3 Zeldov Nando, 4 Zorro Leo, 5 Zori, 6 Zenith Mo, seconda fila 7 Ziprasef, 8 Zodiac Filux, 9 Zogi MG, 10 Zarkavans, 11 Zivarra Jet, 12 Zatopek, in terza fila 13 Zenocolò, 14 Zaza. Velocissima dal largo Zenith Mo, cerca di sfondare, ma è partito veloce anche Zelda of Nando davanti a Zeudi, poi Zaira delle Selve in quarta posizione lungo la corda, alla fine passa l'allievo di Marco Basile al comando su Zelda of Nando, poi vediamo al largo numero Zorro Leo. 5 Zori squalificato. Qualifica per Zori, 200 metri in 15,4, quindi in vantaggio il figlio di Daghera Pid della scuderia Demme, Zenith Mo, davanti a Zelda of Nando, al largo Zorro Leo. Vediamo in quarta posizione lungo la corda il lotto di Zodiac 5 Lux, poi ancora Zaira delle Selve che per il momento è in quarta posizione, ci sembra lungo la corda. Dietro, intanto 47,2 i primi 600 metri, avanza al largo Zorro Leo, si trascina il numero 9 di Zogi MG, seguito da l'8 di Zodiac Filux. Zaira delle Selve ancora lungo la corda, è terza ruota per Zivarra Jet che però non persevera, 1-2-6 il primo giro, sempre in vantaggio Zenith Mo davanti a Zelda of Nando. Di fuori prosegue Zorro Leo, intanto va via il chilometro in 1:18,2, sembra stentare lungo la corda Zelda of Nando, creando problemi ai cavalli che seguono lungo la corda, si getta di galoppo non trovando da correre Zaira delle Selve, retta di là passata in 14,9, in vantaggio Numero 1 Zaira delle Selve squalificato. Zelda of Nando, poi prova l'avanzata Zodiac 5 Lux, anche Zarkavans ora trova da correre, numero viene via molto 14 cattiva, i Zazà 200 finali, ultima curva squalificato. passata in 15,8, avanza sempre molto forte Zarkavans con Giuseppe Prestipino numero che sembra 12 poter dominare, Zatopek squalificato. Zarkavans che viene a vincere nettamente su Zodiac 5 Lux, mentre quarto ancora tonico, terzo scusate, Zorro Leo, che nonostante il percorso esterno riesce a finire ancora bene. La vittoria per Zarkava Hans, la quarta in carriera per questa figlia di Love You, per la scuderia Ecurie Wave France. Giuseppe Prestipino al doppio in giornata, al doppio anche da training per Eric Bondo, e con buon spunto ai 400 finali è venuta a dominare. Rivediamo l'arrivo di Zarkavans, mentre per il secondo posto è senz'altro l'8 di Zodiac 5 Lux davanti a Zorro Leo, mentre per il quarto probabilmente il 9 di Zogi MG ha battuto Zenith Mo, ma sono molto vicino. Rivediamo l'8 di Zodiac 5 Lux al secondo, il terzo di Zorro Leo molto valido, e probabilmente sì, è il 9 di Zogi MG che coglie la quarta posizione. La quota in chiusura per Zarkavans 3,06.